Grandi novità in casa FIPAV Padova. La notizia dell'anno riguarda sicuramente i numeri con i praticanti di Padova che hanno superato quota 10.000 ed hanno consolidato la leadership in Veneto e la terza piazza nazionale. Per Padova e per il Veneto si tratta di un vero record. Noi abbiamo sempre detto che non abbiamo obiettivi, vogliamo sempre crescere sempre di più, ma crescere nei numeri significa crescere anche nel servizio a questi numeri. Sono numeri importanti, numeri considerevoli che serviranno anche per risalire la china su quelle categorie nazionali che ci vedono poco presenti, ma una base importante può portare a risultati importanti. Non solo numeri però, ma anche solidarietà. Si è tenuta presso la scuola dello sport del CONI regionale una conferenza stampa nella quale si è parlato di legame fra pallavolo padovana e Città della Speranza. Tutti i bambini del minivoli che parteciperanno ai concentramenti durante le stagioni sportive porteranno €1 per i bambini coetanei purtroppo che stanno disputando partite un po' diverse presso il centro pediatrico della Fondazione Città della Speranza. Oltre a queste, in tutte le stagioni sportive verranno devolute 2 giornate di campionati di tutti i campionati provinciali dove atleti, dirigenti e segnapunti devolveranno €1. In questa stagione sportiva l'obiettivo è quello dei €20.000 già raggiunto, che verrà consegnato alla Fondazione il 14 giugno al Centro Congressi Altaforum della Banca di Credito Cooperativo durante la festa delle premiazioni di fine stagione. Presente alla conferenza anche Stefania Fochesato, consigliere della Fondazione Città della Speranza. Consideriamo che abbinare solidarietà e sport sia sempre una carta vincente, perché significa formare il bambino allo sport e allo stesso tempo formarlo alla solidarietà. Quindi vedere che avete avuto un'accoglienza nei confronti della Città della Speranza e soprattutto un'attenzione verso il disagio, verso chi presenta delle problematiche a livello salute, direi che è una iniziativa di grande rilievo, di grande rispetto. Nella conferenza si è parlato anche di tecnologia, con una grande opportunità offerta dal Comitato Provinciale di Padova alle proprie associate. La piattaforma web istituita dal Comitato di Padova nel 2006 si accresce di un ulteriore servizio. Ora tutte le società e gli allenatori potranno versare direttamente online tramite questa piattaforma i contributi al Comitato Provinciale. Carta di credito sarà in metodologia di pagamento prescelta, strumento che verrà fornito dalla Banca di Credito Cooperativo dell'Alta Padovana a tutte le società del Padovano. Siamo il primo comitato territoriale che opera questa metodologia. Ed infine voce al presidente del CONI Veneto Gianfranco Bardelle a proposito del movimento pallavolistico regionale. È un movimento sportivo che anche in un momento di crisi come questa è in continua crescita, vuol dire che ormai è radicata nel nostro territorio. È uno sport bello, entusiasmante, che attira sempre di più l'attenzione dei nostri giovani ed è giusto che quindi sia appoggiato perché certamente noi abbiamo bisogno anche in un momento difficile, economico, ma anche di brutti segnali che ci sono nella società, questi sport siano portati all'evidenza perché fanno solidarietà, fanno associazionismo, si gioca assieme, si fa squadra e credo che sia lo sport che in questo momento i nostri giovani hanno bisogno.